Preside, oggi un interessante convegno regionale dove viene coinvolto il Niccolò Gallo sull'enogastronomia. Sì, è il convegno regionale dell'Unione Cuochi Siciliani che ha veramente un ampio respiro. Abbiamo qua gli chef delle varie province della Sicilia che per tutta la giornata si confronteranno e soprattutto offriranno ai docenti e agli alunni della nostra scuola un'opportunità di formazione notevole. Queste iniziative sono importanti perché hanno come finalità potenziare l'entusiasmo, la passione nei giovani che possibilmente intraprenderanno questa professione, e nella consapevolezza che il settore enogastronomico è veramente alla base di ogni discorso culturale che soprattutto quest'anno noi facciamo nella nostra terra, nella nostra Agrigento, capitale della cultura, nella considerazione che dietro ogni piatto c'è una storia, c'è tradizione, c'è scienza, ci sono tutti quegli aspetti culturali che veramente fanno crescere una popolazione, quindi i nostri giovani nella loro globalità. E siamo ben lieti oggi di questo confronto ai massimi livelli, a livello regionale. I nostri ragazzi sono molto attenti, hanno anche contribuito alla preparazione di cibi particolari per accoglierli e per ospitare tutti i nostri ospiti, e che sia un auspicio veramente per incrementare in loro la passione e la consapevolezza che in qualunque professione, quindi in questo caso nel settore enogastronomico, bisogna sempre mirare all'eccellenza, tendere all'eccellenza. Questo è l'obiettivo. Sì, noi come Unione Regionale Cuochi Siciliani e quindi come rappresentanti della categoria dei cuochi abbiamo deciso di fare, il direttivo ha deciso di fare l'assemblea dei delegati qui ad Agrigento perché è un momento particolare in cui è riconosciuta Agrigento capitale della cultura per il 2025 e poi si inserisce nel contesto di Sicilia regione gastronomica europea per il 2025. Quindi proprio per dare il nostro messaggio, che è quello di promuovere la nostra cucina attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio, soprattutto nell'ottica dell'innovazione, del gusto e degli aspetti nutrizionali e salutistici. Coinvolgete ho visto che avete anche altri partner al tavolo. Sì, allora noi abbiamo dedicato la giornata non solo all'assemblea, al momento istituzionale, ma anche a un momento formativo dedicato sia ai professionisti che agli allievi, che ha curato il maestro Giuliano, e poi un momento di confronto con le istituzioni e le altre associazioni tipo la CNA, un talk dove ci si propone, ognuno nella propria, come dire, nella propria veste, di cogliere questa straordinaria opportunità di regione gastronomica europea e di capitale della cultura, quindi un modo per far crescere la nostra terra. Oggi presente a questo interessante convegno si discute di enogastronomia a livello regionale, tra l'altro voi siete attivamente impegnati, ricordiamo, con il Taormina Expo Food. Sì, oggi siamo stati invitati alla Unione regionale dei cuochi dove CNA è protagonista in quanto sono federate alla nostra organizzazione, un'iniziativa importante, la presenza di tanti cuochi, la presenza anche delle istituzioni, la presenza del polo universitario, ma anche la scuola, perché siamo all'interno del Niccolò Gallo, che è una scuola in cui ha investito su questo argomento, sulla gastronomia, sulla diciamo, la professionalità che poi mettono in campo con i ragazzi. Abbiamo lanciato con il presidente Tuzzolino un'idea che parte da una nostra esperienza che abbiamo avuto a Trapani, quella di mettere in campo un corso di laurea in enogastronomia anche ad Agrigento, e questo l'abbiamo pensato perché in queste occasioni i giovani che finiscono un percorso di studio quinquennale all'interno della scuola secondaria hanno la necessità di completare
il loro percorso anche attraverso un corso universitario. Lavoreremo affinché questo corso, che naturalmente deve essere differenziato rispetto a quello di Trapani, che deve essere calato al territorio, alle peculiarità e alla cultura del nostro territorio, in particolare quello agrigentino. Cercheremo di mettere a confronto tutte le intelligenze, ma anche le responsabilità, partendo dalla politica, affinché si possa raggiungere questo obiettivo. Taormina Food Expo, stiamo preparando assieme all'Associazione Italiana Cuochi la nuova edizione, che sarà contestuale anche ad Agrigento, con Agrigento Capitale della Cultura, e ci sarà anche una grande rappresentanza dei maltesi, in quanto abbiamo siglato finalmente alla scorsa edizione di Taormina Food Expo un contratto di collaborazione sia di importazione che di esportazione dei prodotti agroalimentare della nostra terra. L'abbiamo fatto anche con un progetto finanziato da parte del governo regionale, si chiama Smart Food, dove ci sarà una grande partecipazione di tutta la Sicilia, di tutte le attività enogastronomiche della Sicilia, attraverso un progetto che arriverà a Malta e che sponsorizzerà le nostre eccellenze in tutto il mondo. Agrigento farà parte come città di un interessante circuito enogastronomico in Sicilia su iniziativa dell'assessorato agricoltura. Ecco, lei oggi in questo senso partecipa a questa interessante iniziativa dell'Associazione Regionale Cuochi. Sì, oggi rappresento il sindaco, la città di Agrigento, a questa manifestazione importante regionale che hanno voluto che si realizzasse ad Agrigento proprio per omaggiare la capitale italiana della cultura. Quindi ringraziamo l'Associazione Regionale dei Cuochi Siciliani e ringraziamo tutti gli intervenuti per questo evento. Questo evento che è un evento che apre alla cultura dell'enogastronomia, intesa anche come risorsa che possa dare un contributo a capitale italiana della cultura. Diceva bene, qualche settimana fa siamo stati anche a Milano a presentare la Sicilia capitale, la Sicilia regione europea dell'enogastronomia, quindi per il 2025 un'altra grande occasione, un'altra possibilità per Agrigento di inserirsi in un circuito virtuoso che possa celebrare le eccellenze territoriali e locali. E Agrigento è presente insieme al comune di Menfi tra i 20 comuni della regione siciliana, quindi un'importante vetrina anche per questo settore.